Altri giochi che facevi, siccome eravamo nell'immediato dopoguerra, diciamo così, e cominciavano a venire fuori i primi fumetti americani e compagnia bella, era il gioco dei cowboy e indiani e via discorrendo, che veniva praticato con archi che alle volte ti creavano qualche problema. Io ho avuto un amico che ci ha perso un occhio perché si tirava con le costole degli ombrelli, erano le frecce. Puoi immaginarti se ti colpiva da qualche parte. Io ho avuto una canna d'India infilata nella gamba, la punta di una canna d'India, però si passava oltre.